Allarme al largo di Chioggia, incendio in una nave da crociera, fa andare in tilt il quadro dei comandi, rimorchiata a Marghera. Sospetta evasione fiscale, associazione a delinquere in 18 società calcistiche, nell'inchiesta anche il Porto Gruaro. Personaggi dello spettacolo e della cultura nelle ville venete per attrarre cultori di gioielli della Serenissima in tandem con serate dedicate alla degustazione. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Allora, avete visto anche dai titoli, incidente ad una nave da crociera a 15 km dalla costa di Chioggia, illesi 2220 passeggeri, ma l'incendio esploso nella sala macchine ha costretto la nave a spegnere i motori e ad attendere i soccorsi. I dettagli nel servizio. Principio di incendio nella sala caldaie su una nave da crociera attesa nel porto di Venezia. Alle 4 di stamane ha spento i motori a 16 miglia dalla costa di Chioggia. Oltre 2200 le persone a bordo, tutte illese. Si tratta della Zenith della compagnia Pullman Tour, lunga 208 metri e varata nel 1992. In queste ore si sta valutando come portarla in porto. I tecnici stanno cercando di riparare i motori, ma non è escluso che la nave debba essere trainata dai rimorchiatori, con l'accorgimento di una deviazione sul canale di Malamocco e l'arrivo a Porto Marghera. Sul posto Capitaneria di Porto e Carabinieri. Il comandante della nave, da prassi, ha predisposto il piano per l'abbandono della nave, anche se non sussiste alcun pericolo che accada ciò. I 1676 passeggeri e i 600 membri dell'equipaggio hanno quindi dovuto indossare i giubbotti di salvataggio per ogni evenienza. A causa dell'incendio il quadro macchine sarebbe andato in parte fuori uso, rimangono comunque in funzione i generatori di emergenza e sono dunque garantiti il funzionamento dei frigoriferi e dell'aria condizionata. L'incidente è accaduto proprio in giorni cruciali per il destino delle navi da crociera in laguna. Il 25 luglio dovrà essere presentata a Roma la soluzione per spostare il transito delle navi dal canale della Giudecca e un simile episodio potrebbe far pendere la bilancia verso chi, come il comitato No Grandi Navi, vuole l'estromissione totale delle navi dalla laguna, mentre il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, propende per spostare la marittima a Marghera e utilizzare il canale di Malamocco, proprio quello che potrebbe venire utilizzato per la Zenith. E l'incidente ha reso appunto ancora più incandescente il dibattito sulle grandi navi a Venezia. Tempestivo il commento del comitato No Grandi Navi. Per non andare alla deriva senza motori, ha affermato in una nota il portavoce Silvio Testa, la Zenith ha dato fondo alle ancore fra Porto Levante e Chioggia. Cosa succederebbe, si chiedono, se un incidente analogo avvenisse in bacino di San Marco oppure con la nave da crociera in coda nel canale dei Petroli fra una petroliera, una chimichiera e una porta a carbone, come vorrebbero Costa e il sindaco Giorgio Orsoni con le loro proposte. Ed ora appunto sentiamo se ci sono altre novità con il nostro collegamento come di consueto con il Qui Redazione. Siamo in collegamento con Davide Scalzotto del Gazzettino di Venezia. Ciao Davide, allora ci sono aggiornamenti, la notizia ovviamente del giorno è questa. La notizia del giorno è questa avaria, la nave da crociera al largo di Chioggia, questa nave maltese, la Zenith. Attualmente abbiamo questa nave che sta cercando di rientrare, trainata da 4 rimorchiatori, di entrare nel porto di Venezia, dove arriverà presumibilmente verso le 9 di sera. È appena arrivato un comunicato della Capitaneria di Porto che fissa il transito dalla bocca di Malamocco alle 20 e quindi diciamo che in serata dovrebbe attraccare alla banchina Vecon di Porto Marghera, del porto commerciale. Sì, diciamo che sta facendo un po' un test, quello che il sindaco Orsoni aveva anche proposto, ovvero il transito nel canale Malamocco-Marghera, no? Sì, diciamo che è un test involontario e che forse per i 2000 passeggeri che sono a bordo, che i 2000 passeggeri che sono a bordo avrebbero fatto anche a meno di sperimentare, visto che sono anche senza corrente elettrica e quindi la situazione non è grave, però insomma è abbastanza disagevole, visto che è dalle 4 di stamattina che sono in ballo. Però come abbiamo detto appunto anche nel servizio in apertura, da quanto sappiamo insomma i generatori ausiliari sono in funzione, quindi i frigoriferi, i congelatori e l'aria condizionata funzionano, giusto? Sì, sono riusciti a mettere in piedi
questa situazione d'emergenza, anche se abbiamo sentito poco fa appunto dei piloti di rimorchiatori che ci hanno detto che comunque stanno cercando di ripristinare la piena funzionalità della corrente a bordo, e quindi una volta arrivati lì volevano verificare anche le condizioni dei passeggeri, per i quali comunque non ci sono problemi, anche se sono stati fatti salire sul ponte tutti 1600 questa notte, questa mattina alle 4. Al di là comunque appunto dell'incidente, che comunque sì è un qualcosa di sensazionale, diciamo così, ovviamente, come dice appunto il Comitato No Grandi Navi, che giustamente si domanda cosa succederebbe in prossimità del bacino di San Marco, viene da chiedersi, insomma, questo fatto può essere facilmente strumentalizzato, può comunque dare adito alle grandi polemiche. Siamo in vista dell'accordo, quindi il Comitato No Grandi Navi su questo potrebbe giocare molto, no? Certo, hai citato queste preoccupazioni, al quali chi invece si contrappongono anche le osservazioni della controparte. Già anche su Facebook girano dei commenti in questo senso, perché dicono non è che ogni volta che un aereo ha un'avaria dobbiamo chiudere un aeroporto, e quindi ovviamente questo episodio ripropone certamente il tema della sicurezza delle navi, e ovviamente se fosse capitato in bacino di San Marco, in canale della Giudecca, avrebbe avuto ben altre conseguenze. Diciamo che arriva in un momento abbastanza caldo del dibattito sulle crociere a Venezia, visto che a giorni si dovrebbe decidere appunto il futuro delle navi. Bene, allora staremo a vedere quali sono gli ulteriori aggiornamenti su questa vicenda. Ringraziamo ancora Davide Scalzotto della redazione del Gazzettino e appunto staremo a vedere. E il blitz della finanza scattato stamane nel mondo del calcio ha investito anche il Portogruaro, perquisite 41 società calcistiche e su 18 di loro la Procura di Napoli ipotizza reati a vario titolo di associazione a delinquere, evasione fiscale internazionale, fatture false e riciclaggio. L'inchiesta coordinata da ben 12 procuratori riguarda tutte le squadre di Serie A, tranne il Cagliari e Bologna e altre di Serie B. Le perquisizioni vengono eseguite dal nucleo di polizia tributaria di Napoli e dai reparti territoriali della Guardia di Finanza con l'obiettivo di acquisire i contratti dei calciatori. E intanto stamane, in occasione del 239° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, sono stati resi noti i dati dell'attività delle Fiamme Gialle del Triveneto nei primi 5 mesi dell'anno. Sono stati scovati ben 559 evasori totali e paratotali e scoperto un'evasione a 994 milioni di euro. Registrato anche un mancato incasso dell'IVA a causa delle frodi carosello di 22 milioni di euro. Inoltre è risultato irregolare il 16% dei controlli riguardo le emissioni di scontrini. Non mancano risultati neanche sul fronte del contrasto della corruzione dei dipendenti pubblici. Nei primi mesi dell'anno sono state scoperte truffe per indebiti finanziamenti pubblici percepiti o richiesti per 119 milioni di euro. E voltiamo pagina. Venezia e pendolari tremano. Nel mese di luglio i 7 cantieri per la posa della monorotaia del tram metteranno a ferro e fuoco Piazzale Roma e Mestre e costringeranno PMV a sospendere il funzionamento del tram da Favaro a Via Sernaglia. Sentiamo. Tram in Piazzale Roma, si entra nel vivo e veneziani e pendolari tremano. Del 1° luglio inizierà la posa della rotaia nei tratti terminali del Ponte della Libertà e sarà aperto il cantiere in Piazzale Roma. Le fermate degli autobus urbani ed extraurbani arretreranno di qualche metro. L'edicola si sposterà nei pressi del garage comunale, mentre il bar chiuderà per 2 mesi. I disagi finora contenuti si profilano dunque ben più pesanti. Assieme alla posa della monorotaia saranno anche demolite e ricostruite le aiuole che sono state costruite soltanto un paio di anni fa. Inoltre da oggi inizieranno i lavori per la posa dei cavidotti nel tratto compreso tra Piazzale Roma e il Tronchetto e dureranno per l'intero mese, mentre sarà avviata anche a partire dal 15 luglio la posa dei pali per la corrente elettrica lungo il Ponte della Libertà. Soltanto terminati i lavori saranno installati 2 semafori in Piazzale Roma per alternare il transito dei pedoni e degli autobus, circolazione che durante il mese di luglio sarà invece affidata al caso. Non si fermeranno nemmeno gli altri 6 cantieri aperti per la costruzione del tram dislocati a Mestre, anche perché sono sincronizzati affinché i lavori si concludano assieme per l'estate del prossimo anno.
Procederanno dunque anche i lavori su Piazzale Cialdini, che però costringerà PMV a sospendere il tram dal 1 luglio al 10 settembre, da Favaro a Via Sernaglia. Il servizio sarà garantito da autobus sostitutivi, un déjà vu per i mestrini. E 127 multe per abbandono di rifiuti. Società Veritas ha usato la mano pesante sui trasgressori delle regole fissate per la raccolta differenziata. Sentiamo i dettagli nel servizio. A Venezia abbandonare rifiuti costa caro. Nei primi 4 mesi del 2013 gli ispettori ambientali della Veritas hanno effettuato nel centro storico di Venezia 127 contravvenzioni da 167 euro l'una per l'abbandono di rifiuti. Nel centro storico della Serenissima è attualmente presente 1 migliaio di cestini, numero insufficiente per una corretta raccolta dei rifiuti, ma che, a detta della Veritas, è difficile da aumentare perché i veneziani vorrebbero i cestini il più lontano possibile dalle proprie abitazioni. In questi giorni è poi partito il servizio estivo di raccolta dell'immondizia dai portarifiuti presenti nelle vie di Venezia. Il servizio viene effettuato sia alla mattina che alla sera, a differenza del periodo invernale, dove i tempi di raccolta sono più lunghi. 3 anni fa la Veritas aveva poi tentato un esperimento per la raccolta differenziata a San Marco. L'esperimento era però fallito velocemente. Nei cestini, nonostante ci fossero immagini ed etichette in varie lingue, finiva di tutto. E a Murano sempre più vetrerie fanno ricorso al sigillo elettronico che impiantano nelle loro creazioni per difendersi dalla contraffazione. Sentiamo come. Si sta imponendo sempre di più tra le vetrerie di Murano un sistema informatico contro la contraffazione, a garanzia dell'originalità dell'opera. Anche la vetreria Nuova Venier, in occasione dei suoi 40 anni di attività, ha scelto di inserire nei propri prodotti questo innovativo metodo tecnologico. Il funzionamento del sistema è piuttosto semplice. Al cliente basterà inserire il codice del prodotto contenuto nell'etichetta e unico per ciascuna opera d'arte, nel portale www.sigilloinfo.it. Da questa area l'utente avrà accesso a tutte le informazioni sul prodotto, compresa la provenienza. Un metodo questo per promuovere il luogo di origine di un'opera, valorizzandone la storia, la cultura e la tradizione. Scopo di questo sistema tecnologico dunque non è solo la lotta alla contraffazione, vero flagello del Made in Italy, ma anche la riqualifica e la promozione turistica della prestigiosa centenaria tradizione vetraia di Murano. E l'aveva attaccata duramente, stiamo parlando appunto di Dolores Calandro, che appunto aveva attaccato il ministro Kyenge con delle frasi abbastanza pesanti su Facebook ed ora è stata rinviata a giudizio. Sentiamo i dettagli nel servizio. Aveva scritto su Facebook, ma mai nessuno che se la stupri, riferendosi al ministro Cécile Kyenge, ed ora Dolores Balandro, la leghista consigliere di quartiere a Padova, è stata rinviata a giudizio. Dovrà dunque comparire il 1 di luglio in tribunale con l'accusa di istigazione a commettere atti di violenza sessuale per motivi razziali. Ed in effetti la frase comparsa sul profilo pubblico del popolare social network ben poco lasciava le interpretazioni, tanto da scatenare la bufera all'interno del carroccio con l'immediata espulsione della Balandro da parte del segretario Tosi. Oggi dunque la decisione del rinvio a giudizio dopo che il profilo era stato rimosso insieme alle frasi incriminate. A nulla sono servite le scuse della Balandro, secondo cui erano frasi scritte in un momento di rabbia che poco hanno a che fare con il razzismo. Sarà anche così, ma tanto è vero che verba volant e scripta manent e cancellarle poi serve a ben poco. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Milano Summer Festival, dal 5 al 27 luglio, area impianti sportivi, concerti, concorsi, DJ, selezione di Miss Italia, stand gastronomico con cucina tipica veneta, kebab, pizzeria, gelateria, anguriara. Venerdì 26 i Nomadi in concerto, prevendite Marlene Travel, Milano e Dolo, sponsor Autocarrozzeria Moderna a Mestre e Santa Maria di Sala. Voglia d'estate? Tornano le notti nel Milanese.
Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 29 giugno a Maerne. Vivi con noi la tua estate, con i negozi aperti fino a mezzanotte, centri storici da visitare, le band dal vivo in ogni angolo della città e poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 29 giugno a Maerne. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità. Ben rientrati in redazione, proseguiamo con le notizie dall'area metropolitana perché cede e si crepa un alto forno a San Polo di Piave, una colata incandescente appunto avvenuta all'interno della fabbrica. Nessun ferito ma tanta paura comunque fra il personale interno e le famiglie residenti nei paraggi. Lo strenuo lavoro dapprima della squadra antincendio e poi dei vigili del fuoco hanno evitato l'irreparabile. La tempestività nell'operare ha evitato danni alle persone, soprattutto ha permesso di salvare il reparto macchine collegato al forno 3, una dotazione tecnologica fondamentale. Si tratta infatti di macchinari complessi che costano circa 1 milione di euro l'uno. Grazie al salvataggio la produzione può continuare, i 2 forni restano operativi. Ed ora il nostro consueto sguardo all'area metropolitana. Nelle notizie di oggi parleremo di centri storici a rischio, di libri, di sport e di tasse particolarmente indigeste. Sentiamo. Levata di scudi degli albergatori di Quarto d'Altino contro la tassa di soggiorno. Siamo penalizzati rispetto agli altri comuni, denunciano alla vigilia dell'entrata in vigore della nuova imposta, lunedì 1 luglio. Quest'anno sono 2 euro, ma l'anno prossimo in alta stagione saliranno a 3. Mirano Oltre, libri e musica è la nuova rassegna che porterà Natalino Balasso al parco di Villa Belvedere il 27 giugno. Il 5 luglio in piazza arriverà Giulio Giorello e in Calle Ghirardi il 12 luglio ci sarà la poetessa Patrizia Valduga, il 23 Pierpaolo Capovilla. Ingresso libero, si inizia alle 21:15. Chiudere gli asili statali e favorire i paritari è la proposta shock dell'assessore regionale Remo Sernagiotto. In una struttura statale un bambino costa 7.500 euro all'anno, in una paritaria 2.500. In Veneto gli asili paritari, per lo più parrocchiali, sono 1.181 contro i 590 pubblici. A Treviso il rapporto è di 235:70. Treviso, provincia dello sport strettamente legato al turismo, un binomio in crescita dell'1,62%. Verranno quindi potenziate le offerte di vacanze in movimento e incrementate le proposte dal ciclismo al trekking e soprattutto il golf, visto che un golfista spende in media 200 euro al giorno. Ogni giorno a Padova chiudono 2 negozi, grido d'allarme di Confesercenti che ha organizzato una fiaccolata per il 1 di luglio, chiamati a raccolta cittadini e commercianti per dire no alla grande distribuzione e alla liberalizzazione che porta benefici soltanto ai centri commerciali. Di questo passo in 10 anni spariranno i negozi di vicinato. CNA e Comune di Cadoneghe hanno siglato un accordo già approvato a Solesino, Monselice e Piove di Sacco contro l'abusivismo del settore benessere. A Cadoneghe, 16.000 abitanti, ci sono 19 negozi di acconciatori per uomo e donna e 13 estetiste, contro una quarantina che svolgono la stessa attività in nero. E Sorsi d'autore riempirà di vita anche quest'anno alcune fra le più belle ville venete. La rassegna, famosa per coniugare arte, cultura e gastronomia, è stata presentata in Villa Venier Contarini a Mira. Serena Dandini sarà la prima donna di Villa Venier Contarini l'8 luglio. Paolo Mieli incontrerà il pubblico a Villa Mosconi Bertani nel Veronese e poi l'attore Giuseppe Battiston riempirà Villa Caffo Navarrini nel Vicentino, mentre Villa Badoer a Fratta Polesine accoglierà lo storico Valerio Massimo Manfredi. Sorsi d'autore valorizza i luoghi attraverso eventi che incrociano arte, cultura, enogastronomia e spettacolo, come è stato sottolineato durante la presentazione a Mira
In Villa Venier Contarini i 4 appuntamenti della rassegna saranno accompagnati da degustazioni con un occhio di riguardo ai vini. Le ville venete erano un patrimonio anche vitivinicolo importante. Tutta Venezia direi che in questo caso è un patrimonio vitivinicolo importante. Ricordiamo per esempio dei toponimi importantissimi, San Francesco della Vigna per esempio, 6 ettari di vigneto nel cuore di Venezia, fondamenta del vin, classico dove Venezia porta dell'Oriente importava anche i vini che venivano dall'Oriente, in primis la Malvasia. Questo nome dà un sapore quasi esotico, importante, ma che in qualche maniera significava un vino decisamente delizioso. Accanto a questo è evidente che il mondo dell'AIS, dell'Associazione Italiana Sommelier, il mondo del vino e il mondo della cultura hanno sempre costituito un binomio inscindibile sotto questo profilo. La 14ª edizione di Sorsi d'autore si snoda attraverso 4 diverse province, aprendo le porte a ville pubbliche e private, un piccolo campione delle oltre 4.000 ville venete esistenti, edifici spesso poco conosciuti, bisognosi di cure continue ma ricchi di potenzialità. Noi oggi ci troviamo qui alla sede dell'Istituto regionale delle Ville Venete. In questa nostra villa stiamo procedendo ad una serie di interventi che in questo momento riguardano barchesse, che sono barchesse affrescate e la loro poi possibilità di essere fruite anche tramite valorizzazione di eventi che possono essere dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista convegnistica. Per cui invitiamo tutti a partecipare alle numerose manifestazioni che si tengono all'interno delle ville. Sorsi d'autore è una manifestazione promossa da Regione, Istituto Ville Venete e Fondazione AIDA. Gli incontri si svolgono alle 21 e sono ad ingresso libero. Solitamente sono preceduti da una visita guidata alle ville. Ed è il momento della nostra rubrica Non ne posso più, a cura di Edoardo Sivori. L'invito a voi telespettatori ovviamente è sempre lo stesso, scrivete di cosa non ne potete più alle mail nonnepossopiù@televenezia.it. ed ora appunto la rubrica. Cari amici di Televenezia, buona giornata ancora. Questo Non ne posso più sembra che abbia avuto un gran bel successo, è perché ci siamo trovati ad essere tanti a non poterne più. E allora io ho scelto un paio di chicche, 2 o 3 chicche da proporvi come spunto di riflessione per questa puntata. E non ne posso più che la politica riservi sempre un atto di deferenza ad alcuni e invece ad altri, alla gran massa degli altri cittadini, non se li fili per niente. Sarà un caso, però io vi racconto in pochi attimi una storia che è successa a Torino. Torino è, come quasi tutte le grandi città d'Italia, piene di buche, le strade, insomma, come tutte le grandi città. E no, Torino ha un particolare, che siccome fortunatamente per i cittadini di quella piazza una senatrice è scivolata su una buca mentre andava a un convegno, miracolo, 2 ore dopo il comune, mentre ancora la senatrice era dentro il convegno, 2 ore dopo il fatto, il comune faceva tappare 35 buche in tutta la piazza. Dovremmo aspettare di avere una senatrice che cade anche da noi? Il problema è molto più grande. Il problema è che finché le cose riguardano noi, cittadini qualunque, va benissimo, sì, possiamo cadere. Ve lo ricordate che finché hanno ammazzato i terroristi, carabinieri, poliziotti, magistrati negli anni 70,
Sì, tutto sommato sono pagati per essere ammazzati, vabbè, pazienza. Quando improvvisamente è stato preso, hanno alzato il tiro e hanno preso uno della casta, una buonanima di Moro, allora è successo il finimondo. Allora tutti si sono interessati. E sì, perché era arrivato il momento che poteva capitare anche a qualcuno di loro, quanto già da tempo soffrivano milioni di italiani. E bisogna meditare su questo fatto. E a proposito di questa ipocrisia, di cui francamente non ne posso più, è di queste settimane, per motivi vari, politicamente in tutto l'arco costituzionale, come si diceva una volta, il problema della prostituzione. È un problema morale, è un problema di ipocrisia. È un grande problema di ipocrisia. Eh sì, perché adesso cominciamo ad avere il fatto delle prostitute, delle escort, come dicono quelli che parlano bene, che è uno status symbol, come una volta era la grande macchina o la scorta, adesso c'è la escort. Se non hai 1, 2, 10, 20 escort con cui andare, non sei nessuno. E hanno fatto un conto, chi di queste cose se ne intende anche un po' gossipare, che per esempio a Firenze 200 escort giravano intorno a Palazzo Vecchio. 200 escort per ogni evenienza, cioè teniamo di riserva noi cittadini qualunque la pasta, il pane, la batteria del telefonino sotto carica perché non si sa mai, e loro avevano di riserva 200 escort perché non potevano mai farne a meno. E questa, come diceva tanti anni fa un mio collega, è esattamente la metafora per cui l'Italia va a escort, se no ci sarebbe stato il BIP. E un'ultima cosa due piccole cose vorrei dire. Avete fatto caso che la scorsa settimana, quando parlavo degli sprechi, sì, quasi nessuno gli ha dato peso più di tanto, ma adesso scopriamo che con 214.000 euro l'anno abbiamo il consulente in tappi e l'esperto in buoni gelati. Abbiamo 5.500 euro per un assaggiatore di ricotta. Sono tutte cose che sono sotto gli occhi di tutti, sono pubbliche e nessuno ne parla. Nessuno ne parla perché, ma sì, lasciamo perdere, pensiamo ai Grandi Fratelli, agli Amici di Maria, alle fiction, pensiamo a tutto questo. Poi basta, il resto non ci interessa. E l'ultima cosa, considerate che solo nella provincia di Napoli ci sono 600.000 vetture che circolano senza assicurazione, in tutta Italia sono 3,5 milioni. Io non ne posso più, non ne posso più, noi non ne possiamo più. L'ultima cosa, e vi saluto. A Venezia la foca monaca? Dai, a Venezia non è una foca monaca, a Venezia è una pantegana, maxi pantegana OGM, è una maxi pantegana OGM, lo sanno tutti, non la foca monaca. Grazie e buona giornata a tutti.
Ringraziamo ancora una volta Edoardo Sivori e appunto l'invito che rinnoviamo è di iscriversi all'email nonnepossopiù@televenezia.it. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Meno caldo fino a sabato, clima più piacevole e ventilato. Mercoledì 26 giugno, da variabile a instabile con schiarite, annuvolamenti e locali piovaschi. Temperature stazionarie, comprese fra i 16 e i 24 gradi, mare poco mosso. Giovedì 27 giugno, cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, valori termici in lieve abbassamento. Venerdì 28 giugno, nuvolosità variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, vento lungo la costa, livelli stabili. Sabato 29 giugno, cielo coperto con rovesci anche intensi, valori termici in linea con le medie stagionali. La marea di mercoledì 26 giugno è normale, la massima a mezzanotte e mezza 70 cm, la minima alle 7:15 meno 35 cm. Ed ora vi lasciamo con la nostra copertina finale dedicata allo spettacolo Ghetto Capio. Su queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia. Dalla sala parrocchiale di Vedrego, la compagnia teatrale Il Ghetto Capio presenta teatro e musica tra noi. Ma serve riposare che stanotte a sosta su pietre fa aiutare Luigino a scrivere 100 volte. Non devo prendere sonno a scuola, sopra qua sotto a casa si sbaruffa sempre per colpa della scuola e anche dei professori. Non c'entra niente a scuola, nonno, perché mi sobrava con tutti ottimi e distinti. Sapiente secciona! C'è proprio colpa dei ottimi e dei distinti che i professori si facciano con me. Ma c'è colpa anche del nonno, che mi dà l'insegnare a sbagliare. A so cosa sei che ho sbagliato? No. Sulla domanda dove sono i Pirenei? E mi ha fatto rispondere che sei in montagna. La cosa è vera! Anche a massa stato nonno! Aver fatto poche scuole. E magari non avesse fatto neanche perché a sto mondo manco che se sa è meglio se sta. E se penso a quanti skate che ho speso per far studiare i metosati. E ora ti sei fortunato che tu ne hai potuto studiare poco. Tutti scherzi sparagnai. A ragione, zia. Se voi altri che vuoi spendere i scherzi a Luigino. Matti, invece di spuare sempre sentenze, intrigati un fianco con le vodi. Mi? Non mi intrigo con i fianchi che altri. A poco di sicuro sei.